Oggi la chiusura delle liste elettorali, il ministro al turismo fa tappa alla Scala dei Turchi. Successo per la Sagra della Pesca Bivonano, 2 giorni di eventi dedicati alla regina delle pesche siciliane. Premio nazionale Sipario d'Oro e concerto evento dei Pink Floyd Legend. Calcio amichevole tra Pro Favara e Camarat in vista dell'inizio ufficiale della stagione domenica prossima. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del rush finale, del countdown che è iniziato. La deadline per la presentazione delle liste elettorali è fissata per le 20. Sta per finire la corsa alla scelta dei nomi che correranno alle prossime elezioni del 25 settembre. Le liste si dividono in collegi uninominali o maggioritari con cui verrà eletto 1/3 di deputati e senatori, mentre 2/3 dei candidati verranno eletti con il sistema proporzionale o chiamato plurinominale. Per la prima volta anche chi ha meno di 25 anni e più di 18 voterà per eleggere il Senato. Lello Casesa. Alle 20 di questa sera scadrà il termine per la presentazione delle liste per il Parlamento nazionale, con la scelta dei candidati per i collegi uninominali e la quota proporzionale di tutti i partiti. Tantissime le richieste, i posti sono diminuiti con il taglio dei seggi e le pressioni ai big del partito aumentano, che spesso sono costretti ad accontentare uomini di peso nelle diverse realtà territoriali ed in alcuni casi vengono catapultati dall'alto uomini e donne che con il territorio non hanno alcun rapporto e relazioni. Molti partiti che hanno deciso di confermare gli uscenti e di puntare su sindaci, amministratori, rappresentanti delle libere professioni, categorie produttive, uomini della cultura, dello sport, del turismo e dell'associazionismo e volontariato. Fratelli d'Italia lancia alcuni uomini di spicco come Marcello Pera, Carlo Nordio, Giulio Tremonti accanto ai big del partito come La Russa, Lollobrigida e Raffaele Fitto e pochi giovani del partito promossi in prima linea. Forza Italia piazza a sorpresa 2 candidature importanti come Rita Dalla Chiesa in Puglia e Maurizio Casasco, presidente di Confapi a Brescia, anche se deve accontentarsi con degli uomini imposti dall'alto nelle isole al sud, dove certa è la probabilità di successo. I big naturalmente sono tutelati e hanno anche tutelato i loro fedelissimi. Berlusconi ha candidato la compagna Fascina nel proporzionale in tutta la Campania alle spalle di Tajani che guida le circoscrizioni. Gianfranco Miccichè volerà a Roma per garantire la sua truppa al Senato in compagnia della Prestigiacomo e Giammanco. Con le elezioni regionali in Sicilia ci sarà invece un'operazione per riequilibrare il tutto. In anteprima vi leggiamo i nomi dei capilista e dei collegi uninominali in Sicilia per il partito di Forza Italia, che sono Marta Fascina, Tommaso Calderone, Matilde Siracusano, Gabriella Giammanco, Stefania Prestigiacomo, Stefania Craxi, Gianfranco Miccichè, Giorgio Molè, Margherita La Rocca Ruvolo, Bernadette Grasso e Paolo Emilio Russo, per la Sicilia naturalmente. Michela Vittoria Brambilla come indipendente sarà candidata a Gela, Saverio Romano pure in Sicilia ed esponenti di Toti in Liguria. Per il terzo polo i 2 leader Renzi e Calenda saranno entrambi candidati in Senato, ciascuno guida 4 circoscrizioni con le conferme delle ex ministre Bellanova, Puglia e Sicilia, della Boschi, Lazio e Calabria, Bonetti, Sardegna e Veneto, Maria Stella Gelmini, Lombardia e Toscana e Mara Carfagna, Puglia e Campania. Tutti i big si presentano nel proporzionale vista la quasi impossibilità di conquistare un seggio uninominale. Altra tappa agrigentina per il ministro al turismo Massimo Garavaglia, la Scala dei Turchi di Realmonte. Vediamo. Ho avuto la fortuna di visitare la Scala dei Turchi e devo dire onestamente un'emozione incredibile anche questo, perché dopo i templi di Agrigento questo penso sia un altro dei posti più belli da visitare nella Costa del Mito. E allora, che dire, c'è un tema di fondo su cui dobbiamo lavorare molto, cioè far conoscere queste meraviglie che abbiamo in Italia, che abbiamo in Sicilia, che abbiamo nell'Agrigentino. Non dobbiamo dare per scontato che tutti conoscano tutto, soprattutto i giovani e soprattutto i giovani del resto del mondo. La generazione X, i nati dal 97 in poi, sono 2 miliardi nel mondo e sono il futuro del turismo. Bene, vogliamo far venire 1 miliardo di questi 2 miliardi in Italia?
Bisogna però fargli conoscere le singole realtà, non è così semplice ma non è neanche difficile. Bisogna partire da un presupposto semplice. Non è scontato che nel resto del mondo sappiano addirittura dove è Roma. In tantissime realtà del mondo Roma è semplicemente una città bellissima dell'Europa. Già a dire che in Italia fanno fatica e quindi figuriamoci a sapere che cos'è la Lombardia piuttosto che la Sicilia, piuttosto che l'Umbria. Ci sono però dei siti iconici e questo è un sito iconico. Riuscire a far sapere tramite il digitale la bellezza della Scala dei Turchi consente a questi 2 miliardi della generazione X di avere voglia di venire qua. Ecco, il digitale consente di fare questo salto, è un salto quantico, è un salto che però possiamo fare velocemente, proprio perché ci siamo organizzati per farlo. Come Ministero del Turismo abbiamo rivisto l'hub digitale, il portale italia.it, che però non è solo il portale, il sito, quella è la parte banale, è la punta dell'iceberg, sotto c'è un motore molto molto complicato che elabora informazioni, profila il cliente e avrà poi alla fine un'applicazione che consentirà a chiunque di sapere che cosa si può vedere in Italia. Ecco, il lavoro che dobbiamo fare insieme è alimentare questo motore. È una enorme operazione collettiva. Basta una bellissima foto, un bellissimo selfie e noi facciamo sapere al mondo che qui c'è un posto meraviglioso da visitare. Oggi il Ministro al Turismo, l'onorevole Garavaglia, è venuto alla Scala dei Turchi, ha assunto degli impegni col comune di Realmonte e noi siamo molto soddisfatti di questo perché recentemente abbiamo acquisito la Scala dei Turchi, la gestione della Scala dei Turchi per un anno nelle more della definizione del contenzioso, di una definizione pro bono pacis della vertenza. Dall'altra parte abbiamo acquisito per 10 anni la parte demaniale ai sensi dell'articolo 34 prorogabile per ulteriore 10 anni, questo per tutelare la Scala dei Turchi ma anche per metterla a regime, per poter creare un percorso, una fruizione, la ricerca, la studio e la tutela di un sito così importante. Il Ministro come dicevo, si è impegnato personalmente a seguire la pratica dell'inserimento all'UNESCO della nostra meravigliosa Scala dei Turchi, ma anche dalle banderine blu, per cui l'amministrazione comunale aveva avanzato istanza nel passato. Inoltre ha manifestato la sua volontà a seguire l'amministrazione comunale nel percorso di individuazione di tecnici specializzati per creare un percorso alternativo e quindi per creare le condizioni affinché la Scala dei Turchi possa essere finalmente tutelata e fruita, ma anche gestita correttamente. La presenza oggi del Ministro Garavaglia, Ministro del Turismo qui a Realmonte, oggi dimostra come occorre, e stiamo lavorando per questo, occorre un'azione concertata tra il territorio, rappresentato certamente dalla sindaca Sabrina Lattuga, dal nostro governo centrale con la presenza del Ministro Garavaglia, in prospettiva europea. Un lavoro di squadra che porterà certamente dei benefici e in tal senso ci stiamo muovendo per far sì che il nostro bellissimo territorio non rimanga solo ad uso e consumo nostro, ma possa essere finalmente un territorio europeo, un territorio apprezzato per le nostre caratteristiche e sicuramente invidiabili. Da questo punto di vista c'è il massimo impegno di tutte le istituzioni coinvolte oggi in questo incontro molto proficuo e spero dal mio punto di vista, diciamo, per quello che mi compete, di poter fare il massimo affinché il lavoro svolto dalla sindaca e dal Ministro possano trovare il giusto riconoscimento anche al Parlamento europeo. A Catania, al viale Africa, vicino alle Ciminiere, un incidente stradale ha provocato la morte di una donna di 30 anni, Federica Wagner, passeggera a bordo di un'automobile che per causa in corso di accertamento si è scontrata con un'altra automobile. I conducenti delle due auto sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. I rilievi di rito sono stati effettuati dalla Polizia Municipale. Questo weekend è stato dedicato alla regina delle pesche siciliane, la pesca di Bivona, 2 giorni di appuntamenti tra percorsi enogastronomici, culturali e spettacoli che hanno caratterizzato la sagra targata 2022, arrivata alla sua 35esima edizione. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella.
Si è conclusa positivamente la 35esima Sagra della Pesca di Bivona, che si è svolta nel fine settimana scorso, 20 e 21 agosto, 1 o 2 giorni di intensa festa, con diversi momenti di spettacolo come la sfilata dei gruppi Bivona Folk per le vie della città, momenti di cultura con l'inaugurazione della mostra del libro di autori bivonesi e quella degli artisti locali, quindi l'apertura del Salone del Gusto, lo spettacolo di cabaret e gruppi musicali vari, diversi gli stand espositivi che hanno fatto da corollario nella piazza centrale di Bivona con l'esposizione di diversi e svariati prodotti artigianali locali, tra cui la presenza della pesca di Bivona riconosciuta IGP sin dal lontano 2014. Sì, siamo contenti che dopo 2 anni siamo riusciti siamo ritornati con la Sagra della Pesca, che era diciamo tanto attesa sia dai bivonesi sia da tutti quelli che sono amanti di questo eccellente prodotto che è la nostra pesca di Bivona, che qualche anno fa ha avuto il riconoscimento anche dalla Comunità Europea con il marchio IGP. La 35esima Sagra sarà ricca di eventi, ci sarà un Salone del Gusto dove ci saranno degli chef importanti di caratura nazionale che faranno degustare la nostra pesca in tanti modi, quindi siamo contenti della partecipazione già di oggi pomeriggio, dove c'è tanta gente già che è venuta proprio per degustare la nostra pesca. Dicevo, molti sono gli eventi, ci saranno eventi di cabaret, artisti di strada, eventi musicali, eventi culturali e in più abbiamo il progetto dei Borghi dei Tesori, dove faremo visitare le nostre bellezze di questa nostra comunità di Bivona e del nostro territorio, che vale la pena visitare per le bellezze paesaggistiche, ambientali e monumentali che ci sono. Quindi siamo contenti del risultato raggiunto nell'aver elaborato un programma eccellente. Quanto è importante per l'economia di Bivona il frutto della pesca? È fondamentale, gran parte delle famiglie bivonese vive di reddito derivante dalla coltivazione della pesca, quindi per noi è fondamentale, anche perché siamo arrivati ora nella grande distribuzione, quindi da qualche anno la produzione sta diventando sempre più importante e tanti giovani si stanno avvicinando al mondo dell'agricoltura e della coltivazione della pesca. Una pesca che ha delle qualità diverse rispetto alle altre, Sindaco? Ma proprio per le proprietà organolettiche, per il contesto ambientale del terreno, la nostra pesca è unica, per il profumo, per la polpa bianca, quindi invitiamo tutti a degustarla. Finalmente siamo tornati, c'è stata data finalmente la possibilità di promuovere il nostro prodotto di eccellenza, che è la pesca bivona, e insieme alla pesca bivona tutte le eccellenze del nostro territorio e della nostra città, che non sono solo la pesca, ma lei è la regina fra tutte, ma Bivona è sede di tante cose in questi giorni e in quest'estate. Abbiamo iniziato con l'estate bivonese, gli eventi dell'estate bivonese, e ora l'evento di punta, che è la nostra Sagra, che ci vede in questi 2 giorni a seguire percorsi degustativi, culturali, con la prima mostra del libro degli autori bivonesi, la mostra degli artisti bivonesi, ma che più in là ci accompagnerà per tutto il mese di agosto e poi anche di settembre con una serie di eventi altrettanto importanti. Il 27 ci sarà l'inaugurazione di un percorso URA di Urban Regeneration, creato e pensato dagli artisti locali in un quartiere, in una via storica di Bivona. Dal 28 al 3 settembre ci sarà Sicania, il primo festival della cultura sicana e dell'informazione, e poi a seguire la festa patronale, la nostra festa di Santa Rosalia, il 3, il 4 e il 5 settembre, e nel weekend successivo, il 9, il 10 e 11 settembre, chiuderemo questa intensa stagione di eventi culturali a Bivona con la terza edizione del Bivona Jazz Festival. In questa occasione della 35esima edizione della Sagra della Pesca abbiamo messo su la prima mostra del libro con autori bivonesi e non, anche per scelta. Speriamo che questa sia l'inizio di un appuntamento fisso, che ci possa essere una seconda, una terza, una quarta mostra, e che sia l'avvio anche di portare questi bambini, anche i bambini, persone magari un po' più
che non leggono più, di portarli avanti con la lettura e valorizzare appunto la biblioteca comunale che abbiamo al primo piano e che sia un inizio buono. Questo vuol dire che a Bivona ci sono tantissimi autori locali che il Comune sta pensando di valorizzarli, tra cui una signora in età avanzata che ha scritto un libro di poesia. Sì, questa sera ci allieta anche, devo dire che è stata anche l'ispettrice scolastica Rosalba Anzalone ad avere questa idea molto luminosa e abbiamo contattato tante persone, sono 27 i nostri autori bivonesi e tra questi c'è una signora, la signora Rosetta Gugino, novantenne, che ha scritto un bellissimo libro di poesie, Radici, che tratta della famiglia. Lei non fa altro che parlare della sorella, della madre, veramente una cosa nuova da portare avanti. Speriamo che riesca, ma vedo tante persone comunque in giro. Ma direi che qua l'ingrediente principe è la pesca di Bivona, è così buona che noi oggi la cucineremo in maniera semplicissima. Abbiamo fatto un risotto con i funghi del sottobosco, con maialetto diciamo qua dei Monti Sicani affumicato, e la pesca di Bivona IGP diciamo che è la regina di questa sagra. Abbiamo pensato di fare questo salone del gusto proprio perché dare un tocco raffinato e soft diciamo ad una sagra che è in crescente e diciamo mi complimento agli organizzatori perché avere questi eventi in questi piccoli paesi diciamo è veramente una cosa molto bella e gli va molto lode. È una cooperativa a conduzione familiare, il fatto che noi lavoriamo la pesca Bivona IGP con il riconoscimento che ha ricevuto nel 2014 e ovviamente ci aiuta a gestire meglio l'azienda, a lavorare su mercati che coprono la grande distribuzione. Lavoriamo su tutti i mercati nazionali, forniamo direttamente appunto non solo i supermercati ma anche diciamo piattaforme che ci aiutano a raggiungere tutti i mercati dell'Italia. Ecco, le qualità di questa pesca da un punto di vista organolettico è particolarmente dolce, è un prodotto d'eccellenza, è duracina, è ricoperta per almeno il 50% da sfumature di colore rosso e ha circa un grado di dolcezza di 13 gradi Brix e un grado di durezza di 3,2-3,3 che la rende un prodotto d'eccellenza non solo a livello locale ma come dicevo prima anche a livello nazionale. Si è svolta ad Agrigento la 16ª edizione del Premio Nazionale Sipario d'Oro organizzato dal giornalista Lelio Castaldo e destinato alle personalità ed eccellenze che si sono maggiormente distinte in diversi settori legati alle proprie attività. Vediamo. Si è svolta sabato 20 agosto la 16ª edizione del Premio Sipario d'Oro organizzato dal giornalista Lelio Castaldo che quest'anno per la prima volta si è svolto presso il Tempio di Giunone alla Valle dei Templi. Diversi premiati che hanno spaziato nei vari settori, quello della cultura, della medicina, dello spettacolo, nel sociale. I premi sono andati al dottor Fabrizio Pregliasco, medico virologo, a Luciano Garofano, generale del RIS di Parma e volto noto del piccolo schermo, all'attore agrigentino Gianfranco Iannuzzo, a Mimmo Galletto, artista agrigentino molto noto per i suoi scritti in lingua siciliana, al presidente dell'Equa Consorzio Universitario di Agrigento, dottor Antonino Mangiacavallo, a Giuseppe Frazzitta, medico neurologo esperto in malattie neurodegenerative che ha fatto importanti studi sul Parkinson, al tenore Andrea Donzella, non vedente, che si è anche esibito sul palco cantando due brani famosi come Mamma e Granata, a Gesuela Pullara, dirigente della polizia penitenziaria al carcere Petrusa della nostra città. Un premio speciale è andato anche alla giovane ragazza che si batte per la parità femminile e al momento si trova a Kabul in Afghanistan, l'agrigentina Gaia Bellia. Un premio speciale è stato assegnato a Nino Bellomo per i suoi 100 anni di età e per le sue brillanti performance teatrali.
Lo spettacolo è stato condotto da Margherita Trupiano e Simona Stammelluti, ha lietato la serata il musicista Tommy Sinatra con la regia di Gianni Bracceri. Dottore Pigliasco, ecco, oggi lei riceve questo premio qui ad Agrigento per la sua grande attività svolta, ma a che punto siamo sul Covid? Siamo in una fase di transizione tra quella che è stata la terribile pandemia con tutti i suoi danni psicologici, economici e di sofferenza e una fase di andamento endemico che non dobbiamo però immaginare come una presenza costante e continua. Come stiamo vedendo con Omicron 5 un'onda in questo momento in una fase di discesa per fortuna, ma temiamo e dobbiamo pianificare o di organizzare una serie di servizi per onde successive che purtroppo ci terranno compagnia nei prossimi anni. Speriamo, salvo l'insorgenza di nuove varianti, che ci sia un andamento come le onde di un sasso in uno stagno, quindi con un lento digradare. Però tutto questo non vuol dire abbassare la guardia. Ora abbiamo farmaci antivirali per curare le persone fragili che rischiano e rischiano ancora, perché c'è a questo punto una narrazione che dice che il virus si è raffreddorizzato, è diventato più buono, ma non troppo. Ma soprattutto rimarcare quello che deve essere una vaccinazione a questo punto periodica, dedicata ai soggetti a rischio, alle persone più fragili, per far sì che non ci sia quel peso doloroso delle forme più pesanti. Perché è vero, spesso e volentieri la gran parte dei casi sono banali o sono forme più o meno impegnative, ma simili all'influenza che già conoscevamo. Presidente, diceva lei un premio non dato a lei ma a tutta la struttura che la collabora. Sì, sicuramente io ho ritirato un premio che vuole essere un riconoscimento alla squadra dei dipendenti e dei collaboratori esterni che ha portato il consorzio ad una dimensione completamente diversa, e poi non dobbiamo trascurare anche l'elevato livello di collaborazione con le istituzioni agrigentine con le quali abbiamo aperto e consolidato un dialogo che ci auguriamo possa essere il più fruttuoso possibile anche nel futuro. Io sono un innamorato del mio parlare, del linguaggio dei raffaellesi e dei miei parlanti locali. Ho cercato di mettere in evidenza quanto di più musicale, di più bello, di più esplicativo, di più significativo sono riusciti a tirar fuori dall'anima del linguaggio, l'anima di una umanità purtroppo che va scomparendo. Noi siamo figli della civiltà contadina, di una civiltà purtroppo che è tramontata e che ci ha lasciato il gusto della parola, il gusto del sentimento, il gusto del cuore, il gusto soprattutto di un linguaggio che adesso si è imbastardito e che non riconosciamo più come proprio. Grazie mille, sono onorata di aver ricevuto questo premio. Io sono un servitore dello Stato, cerco di farlo nel mio piccolo, nel miglior modo possibile con gli strumenti che ho a disposizione. Sì, ne sono davvero orgoglioso, Gemma, perché hai visto che siamo in compagnia di eccellenze nazionali straordinarie e a rappresentare il teatro, Mimmo Galletto e io, quindi ringrazio davvero chi ha pensato, cioè Lelio Castaldo, a dare questo premio prestigiosissimo, ad attribuircelo, ne sono davvero orgoglioso. Gaia Bellia, ecco, un premio importante, Sipario d'Oro anche per il lavoro che svolgi. Abbiamo visto un lungo curriculum attualmente per l'Unicef a Kabul. Sì, grazie mille, sono onorata, sono orgogliosa di rappresentare Unicef in Afghanistan, sono orgogliosa di portare un pezzettino di Afghanistan stasera qui ad Agrigento, di parlare di diritti umani, di diritti delle donne, del lavoro che fa Unicef e anche di portare un'immagine un po' diversa dell'Afghanistan, insomma, nel quale sappiamo tanta sofferenza, guerre, violenze, sofferenza, e volevo dare un occhio, uno sguardo un po' diverso e un po' di speranza. Professore Frazzitta qui ad Agrigento riceve il premio Sipario d'Oro per una malattia purtroppo degenerativa molto importante e si sta diffondendo sempre di più. Cosa c'è da fare? Ma è una malattia certamente degenerativa, ma tra le forme degenerative la malattia di Parkinson è probabilmente, anzi sicuramente la meno grave, perché non determina un accorciamento dell'aspettativa di vita, come ad esempio accade per la malattia di Alzheimer o per la SLA.
Certamente la qualità di vita di questi pazienti è molto bassa e quindi c'è molto da lavorare per cercarne di migliorarne appunto gli aspetti del vivere sociale, che è molto importante, perché non è necessario vivere 85 anni se viviamo molto male gli ultimi 20 anni della nostra vita. Il premio Siparo d'Oro lei ha voluto premiare anche l'ideatore Lelio Castaldo, ma un lavoro quotidiano e costante per una città che va mantenuta pulita. Lei ha fatto anche un appello ai tanti cittadini a essere più civili. Sì, ringrazio Lelio Castaldo per l'invito, ma ho voluto anche dare un riconoscimento al direttore, perché la 16ª edizione ha attirato naturalmente tantissime personalità. Agrigento è lusingata di poter ospitare queste personalità. Mi parlavi anche della polizia, l'ho spiegato anche 3 volte, ci stiamo impegnando al massimo. Purtroppo ho trovato un contratto capestro, ci stiamo lavorando per il nuovo contratto e esorto anche tutti gli agrigentini, i miei concittadini, ad amare di più la città e mantenerla anche più pulita. Grazie. Ma non posso che essere onorato, e quando si ricevono questi premi, no, si rischia di fare un errore, no? Quello di dire sono arrivato. No, questi premi sono l'inizio di una strada ancora percorsa dalla voglia di migliorarsi, dalla passione, dalla necessità di cercare nuove possibilità nel mio campo investigativo per dare giustizia ai cittadini. È un'emozione particolare perché questa età difficile, ma vissuta molto profondamente da parte del sottoscritto, sempre a beneficio degli altri, perché la mia morale è una: essere per gli altri prima di ogni cosa. Quando ci sono queste manifestazioni che riguardano eccellenze in tutti i campi, è chiaro che sono delle manifestazioni che vanno sostenute e che fanno bene a tutti, perché riguardano la cultura, riguardano lo sport, riguardano la medicina, riguardano il teatro, eccellenze del territorio e non solo, e quindi è una manifestazione che raccoglie intorno a sé il mondo culturale, e di cultura ce n'è sempre bisogno per crescere e andare sempre avanti. Si è arrivati alla conclusione del Sipario d'Oro, alla 16ª edizione, un po' commosso anche per i riconoscimenti che hai ricevuto. Commosso e stanco. Siamo arrivati alla conclusione della 16ª edizione, perché ci sarà l'altra, quella successiva. Io sono un tipo scaramantico e dico che ci sarà l'edizione che è a cavallo tra il 16 e il 18, che la faremo l'anno prossimo. Qualcuno dice che l'asticella ogni anno aumenta sempre di più. Speriamo di riuscirci, grazie. La comunità per minori Aquilone compie 20 anni, è una comunità educativa con sede a Canicattì che ospita bambini tra i 6 e i 17 anni che non possono rimanere nel proprio nucleo familiare. Vediamo. Grande festa si è svolta a Canicattì per il compimento dei 20 anni di attività della comunità per minori L'Aquilone. La struttura viene inaugurata precisamente il 6 settembre del 2002 su idea e volontà del dottor Gino Monaco di Naro e festeggia il compleanno per qualche giorno di anticipo per motivi vari organizzativi. In questi 20 anni la comunità ha ospitato più di 150 minori provenienti da realtà molto problematiche, cercando di creare per loro e intorno a loro un clima sereno e ricco di opportunità e di stimoli positivi. Siamo stati presenti sul territorio in maniera discreta. Il nostro obiettivo non è stato mai quello di stare sotto le luci della ribalta, bensì quello di garantire un periodo di serenità, benessere e soprattutto di stabilità ai nostri piccoli ospiti. Questo è il commento della psicologa della comunità, dottoressa Elena Brandara. Il punto forte della nostra struttura è l'armonia, la sintonia e il rispetto massimo che si respira all'interno del team degli operatori, come precisa puntualmente il presidente della cooperativa, dottor Gino Monaco di Naro.
I nostri operatori, coordinati dalla dottoressa Maria Tasca, hanno sempre dimostrato un grande senso di responsabilità, spirito di abnegazione, facendo in modo che ogni bambino o ragazzo ospitato si sentisse accolto, protetto ed ascoltato. Questa ricorrenza, continua il dottore Monaco, è per me l'occasione per ringraziare loro e tutte le persone che abbiano incontrato sul nostro cammino e che ci hanno sostenuto e hanno tifato per noi e per la nostra comunità. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Successo per il concerto evento dei Pink Floyd Legend, per la prima volta in assoluto in Sicilia al Festival Il Mito di Agrigento, nello scenario unico della Valle dei Templi. Arturo Cantella. Ha riscosso notevole successo il concerto della band musicale dei Pink Floyd Legend, che, capitanata dal bravo Fabio Castaldi, per la prima volta si sono esibiti in Sicilia al Festival del Mito ad Agrigento presso il Teatro della Valle dei Templi, pieno di gente per l'occasione proveniente da tutta la Sicilia. Dal 2012 Pink Floyd Legend sono i soli a portare in tour la versione integrale di Atom, eseguendo la partitura originale autografata dal compositore Ron Gessing, con la quale la band ha sottoscritto a Londra un sodalizio artistico. Scene di grandissimo entusiasmo nelle 3 ore di spettacolo, dove i componenti della band hanno percorso le musiche più belle dei Pink Floyd in una scaletta intensa divisa in 3 parti, con brani tratti dagli album The Dark Side of the Moon, The Wall. Brani come Shine You Crazy Diamond, Time, Money, Motor, Wish You Were Here, Pigs, Brain Damage, Eclipse. Nella seconda parte, In the Flash, Another Brick in the Wall, The Final Cut, Summer 68, la grandiosa e superba esibizione di Atom, Earth Mother. Lo spettacolo ha visto anche il coinvolgimento del coro Magnificat di Agrigento, inseriti nella partitura di alcuni brani eseguiti in loco. Fabio, la musica è una grande passione, però avvicinarsi ai Pink Floyd credo che ci voglia anche una grande emozione per cercare di entrare all'interno di ciò che significa Pink Floyd. Sì, una grande emozione, una grande sensibilità, passione, sono tante insomma i componenti che fanno suonare i Pink Floyd. Suonare i Pink Floyd potrebbe essere anche semplice se vuoi da un punto di vista musicale, però rischi sempre di suonare in maniera scolastica, invece quello che ci devi mettere dentro è il mood, la passione, la sensibilità. Devi capirli i Pink Floyd in fondo per poterli suonare, però insomma li devi interpretare, ecco, sicuramente. Per riproporre i Pink Floyd ci deve essere uno studio comunque molto profondo. Sì, lo studio c'è, insomma, poi fin da piccolo insomma ascoltavo i dischi dei Pink Floyd, sono nato più o meno nell'epoca di The Wall, di Wish You Were Here, poi quando ho iniziato ad apprezzarli prendi la chitarra in mano e cominci a studiarli. Sicuramente arrivare a questo punto, a questo livello devi trovare le giuste vie. Uno spettacolo così è fatto di tanti maestri d'orchestra che suonano, c'è un'orchestra intera, ma anche gli stessi musicisti sono professionisti del settore, ma che mettono sempre, come ti dicevo prima, quel mood, quella sensibilità, quella passione per far sì che lo spettacolo venga così tondo. E comunque voi avete proposto un repertorio vastissimo, fatto in maniera eccellente, però Atom, Earth Mother, cioè erano i Pink Floyd che suonavano. Guarda, io sono orgoglioso di questo spettacolo perché per me Atom, Earth Mother è lo show per eccellenza che facciamo. Noi poi abbiamo tanti spettacoli, fai tutto Dark Side of the Moon, fai The Wall, fai altri spettacoli, però in Atom abbiamo raccolto tutto l'arco, tutto l'elastico temporale delle produzioni floydiane, quindi c'è la suite ma ci sono anche la parte rock degli anni 70, le produzioni post Waters, ormai pop degli anni 80,
e la chicca è proprio la suite, e la suite si porta appresso il quartetto d'archi, gli ottoni, che poi noi andiamo a utilizzare nella seconda parte per quello che sono le orchestrazioni di The Wall, di The Final Cut, come avete potuto sentire. Quindi questo è veramente uno spettacolo meraviglioso. Atom Earth Mother, qualcosa di cui siamo orgogliosi. Abbiamo le partiture originali che ci ha dato Ron Ghisin, il compositore, insomma, che l'ha fatta insieme a loro, e siamo orgogliosi di portarla in giro, come neanche loro poi hanno fatto tanto in quel periodo lì. Un'estate in musica ad Agrigento, un'estate partecipatissima che questa sera vede veramente un'apoteosi con questa Pink Floyd Legend. Sì, ma è spontanea da parte di tutti, non abbiamo fatto niente di strano noi, siete voi, il pubblico, in automatico è arrivata questa voglia, questa grinta, questa partecipazione, quindi noi siamo felici e contenti perché in effetti c'è un forte riscontro. Poi il prodotto musicale quest'anno è fortissimo, anche questo gruppo, questa serata stasera ci ha fatto spaziare tutti 40 anni indietro, che ognuno, capito, ha vissuto quell'emozione, quei momenti che, ritornando così in questo contesto storico, insomma, che vuoi di più dalla vita? Quindi queste cose messe assieme, dopo quello che abbiamo vissuto ci accontentiamo, ci basta poco ormai, capito? E poi qua, tu vedi, guarda che solare, anche lei no, sì. Poteva fare che un'opera così, bella, solare. È vero, un'opera rock, sì, ha fatto un'opera, ma poi c'era anche, non so se avete visto il maestro, no? Giovanni sul palco, che era in perfetta sintonia con il gruppo, con il coro, come se fosse da anni, ma dico proprio come se avessero fatto assieme un percorso musicale, quando in realtà è solo di qualche giorno. Quindi anche la sua gestualità, io sono andato dietro il palco, era perfetta, in sintonia anche con lo sguardo degli occhi, con tutti. Quindi questo è bello, perché capito, sono le emozioni che noi creiamo, mica creiamo prodotti di materia, sono quelle emozioni che ho questo momento come più, la gente l'ha capito e sono tutti qua. Esatto. Nome e cognome? Gilda Petronelli. Gilda Petronelli, produttrice di questo spettacolo. Intanto ci possiamo solo congratulare con Gilda, perché è stata una serata veramente strepitosa. E poi come nasce Pink Floyd Legend, come si evolve fino a questo punto. Agrigento ne ha visto una tappa importantissima. Sì, assolutamente. Pink Floyd Legend nasce 12 anni fa da una band romana, amante chiaramente della musica dei Pink Floyd, che ha ripercorso tutti i grandi successi dei Pink Floyd nella maniera più fedele possibile. Atom Earth Mother, che è la suite che abbiamo messo in scena qui alla Valle dei Templi e che sarà in tour in tutte le città d'Italia, chiaramente è un unicum, perché solo Pink Floyd Legend e questa produzione porta in tournée uno spettacolo mastodontico, appunto un'opera rock. Neanche i Pink Floyd, quando Atom Earth Mother fu appunto presentata, la poterono portare in giro in tour, per cui siamo gli unici, l'unica band italiana che porta in tour Atom Earth Mother con 100 persone sul palco, 100 artisti. E l'estate agrigentina della grande musica non finisce qui. No, c'è tutta la settimana piena, quindi figurati, fra 2 giorni ci sarà l'Aida, l'indomani poi c'è Capoplaza, fine settimana c'è Tommaso Paradiso, che avremo un sold out già da giorni che registriamo, per poi continuare la prossima settimana con Elisa, Irama, Coez, Drusilla e la ciliegina finale, la doppia di Eros e Ramazzotti, quindi speriamo di fermarci qua, però voi siete che comandate, quindi dateci comando e noi facciamo. Il coro Magnificat ha avuto tantissimi successi, è conosciuto in campo nazionale e internazionale. Questa sera ha dato un'ennesima prova di bravura, di grande professionalità, perché comunque si è ritrovato con questa cover dei Pink Floyd, quindi avete effettivamente fatto un momento di studio insieme di qualcosa che non avevate comunque fino a questo momento conosciuto. Sì, è stata una sperimentazione davvero originale, davvero impegnativa, abbiamo
abbiamo studiato tanto, 60 elementi, 60 coristi che durante quest'estate con 45 gradi all'ombra provavano, diciamo, 3 volte la settimana con grande fatica, perché è impegnativo questo repertorio, richiede veramente un grande impegno, una grande attenzione, tanti strumenti elettronici, orchestra, quindi combinare insieme tutti questi elementi e incastonarci all'interno di questo insieme è piuttosto difficile. Grande entusiasmo, soddisfazione, per noi è stato veramente un piacere essere qui e devo dire un'occasione di crescita, un momento di crescita. Per la prima volta una donna è stata eletta alla presidenza del Leo Club Agrigento Host. Si tratta di Marta Castelli, 22 anni, che subentra a Salvatore Malluzzo. Lello Casesa. Marta Castelli, 22 anni, è il nuovo presidente del Leo Club Host di Agrigento. Subentra Salvatore Malluzzo, cerimonia svoltasi ieri presso un hotel della città con il consueto passaggio della campana. Il nuovo presidente, Marta Castelli, laureata in mediazione linguistica e culturale presso il Polo Universitario di Agrigento, ha tracciato da subito le linee programmatiche rimarcando la collaborazione con le realtà associative del territorio ed ha presentato immediatamente il nuovo direttivo, composto da past presidente Salvatore Malluzzo, primo vicepresidente Eliseo Maria Giorgio, secondo vicepresidente tesoriere Anthony Dallicardillo, segretario Roberta Bruccoleri, cerimoniere Turi Losardo, consigliere del presidente Pietro Restivo e Sara Malluzzo, revisore dei conti Francesco Bonfiglio. Sono stati presentati 2 nuovi soci, Turi Losardo e Mara Koshelev. Inizia dunque l'anno sociale che vedrà al timone dello club Host per la prima volta una donna impegnata che ha già dato prova di concretezza. Nessun omaggio ai presenti floreale, ma una donazione a favore del centro antiviolenza e stalking di Agrigento quale segno di interesse e di vicinanza del club verso la comunità agrigentina. Sport calcio, prima amichevole tra Pro Favara e Camarat sabato scorso allo stadio Bruccoleri. Giuseppe Moscato. Partita amichevole di calcio sabato pomeriggio allo stadio comunale Bruccoleri di Favara. Hanno giocato la Pro Favara di mister Tudisco e il Camaret del giovane allenatore Francesco Fanara. Le 2 squadre hanno testato la preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione calcistica sia per il campionato di eccellenza che per il campionato di promozione dove militano le 2 squadre. Domenica prossima, infatti, 28 agosto, è in programma il primo turno di Coppa Italia con il Camarat che affronterà in derby i cugini del San Giovanni Gemini, mentre la Pro Favara se la vedrà con l'Acragas. 5-0 il risultato del campo a Favara a favore dei locali. Un risultato comunque non importante. Naturalmente i 2 allenatori erano interessati a vedere quello che la squadra era riuscita a fare, ovvero le indicazioni sullo stato di preparazione dei loro ragazzi in vista appunto dei prossimi appuntamenti ufficiali. Ma sentiamo i 2 allenatori. Mister Tudisco, un allenamento in vista dell'avvio ufficiale della stagione, che impressione hai avuto dei tuoi ragazzi? Siamo ancora in una fase di preparazione, siamo ancora pienamente imballati, siamo carichi di lavoro e non siamo riusciti a fare tante cose che proviamo in allenamento, quindi c'è da lavorare, ma questo si sapeva perché questo è un organico quasi tutto interamente nuovo. Però ho visto delle indicazioni positive. Anche se con allenamento il pubblico vi ha seguito e si aspetta un Favara carico già domenica prossima per il primo impegno ufficiale. Vabbè, sicuramente domenica inizierà la prima fase di Coppa Italia, quindi abbiamo grosse aspettative, tutti quanti attendono da noi una risposta importante e dobbiamo essere bravi a saperla dare. Ma che Favara ci aspettiamo per questo nuovo campionato? Questo ve lo diremo strada facendo, adesso è ancora presto. I numeri sono a posto o manca ancora qualcosa? No, al momento siamo messi bene, va bene così.
Mister Fanara, le prime sgroppatelle insomma ufficiali, le prime uscite in vista del campionato. Che Camarat abbiamo? No, un Camarat che è iniziato da una settimana, per noi era il primo test amichevole dopo i 7 giorni di lavoro. Devo dire che la squadra ha risposto bene, sono abbastanza fiducioso. I numeri sono a posto, ancora dovete un po' provvedere a rinforzare l'organico? No, dobbiamo prendere qualche altri 2-3 giocatori grandi per completare la rosa, ma penso che prima che inizi il campionato la rosa sarà completa. I vostri tifosi che squadre si aspettano? No, purtroppo il Camarat viene l'anno scorso da una retrocessione, dopo la squadra è stata ripescata, ora devo dire che c'è entusiasmo anche perché è ritornato il derby con il Gemini e giusto il 28 facciamo la coppa con il Gemini, quindi c'è molto entusiasmo a Camarat, ho trovato un bell'ambiente. Avete già preparato un ruolino di marcia, insomma, che campionato farete? Il campionato lo dirà il campo, il campionato che faremo, se saremo bravi saremo nella parte sinistra, se no, quindi lo dirà il campo. Comunque devo dire che i ragazzi si stanno allenando veramente bene. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.